una comunicazione. Pur essendo fuori dal Parlamento, come Italia dei Valori abbiamo mandato al Presidente di Camera e Senato una raccomandazione ieri mattina. Ci sono 3.000, anche il PD ce l'ha, e anche al PDL, l'abbiamo mandata a tutti i capigruppo, ci sono 3.000 precari della giustizia che a fine novembre vanno a casa. Una delle ragioni fondamentali, fra le tante che diranno i colleghi qui presenti, che sono i precari della giustizia? Spieghiamo chi sono i precari della giustizia. Una delle ragioni per cui la giustizia non funziona è perché manca il personale, non tanto il magistrato, ma l'insieme, cancellieri, segretari, uscieri, quelli che fanno le notifiche, ne mancano 10.500. Adesso ne andranno a casa altre 3.000 che sono stati presi da ex Eutelia oppure da giovani laureati che hanno fatto già per 3 anni, sono 3 anni già presenti che assicurano questo servizio. Se non che per evidentemente una svista, io voglio dire una svista, a fine novembre vanno tutti a casa perché non è stato previsto nella legge di stabilità e la riconferma di queste 3.000 persone e quindi andiamo a meno 13.000. Dire che non funziona la giustizia è facile dirlo, ma se avessimo del personale che fa in modo che al processo ci si possa arrivare prima che arriva la prescrizione o prima che arriva la detenzione, come a Scagli è successo per tanto tempo, forse è meglio per tutti. Allora, andiamo con cosa penso io di Renzi. Primo, non penso che dietro Renzi ci sia chissà quale grande vecchio. Penso che lui è quel che è e che quindi sia un protagonista. In questo senso, quindi non credo che sia portatore di interesse altrui. Penso anche che sia un uomo che sa fare marketing e che quindi l'idea che sia un personaggio autentico, contrariamente a quello che dice Scalfari, io penso che sia autentico, non vuol dire che non può fare marketing, anzi lo fa meglio. E che cosa può fare di buono non lo so. Siccome anch'io vorrei vedere chi c'è dietro insieme e con Renzi per costruire diciamo così, una politica migliore, perché un uomo solo ma dall'altra parte, vorrei fare alcuni esempi per dimostrare come in realtà c'è bisogno, prima di fare una valutazione complessiva, di vedere la squadra. Lo dico su me stesso, criticando me stesso, così non si incavola nessuno. Un bel mea culpa criticando me stesso. Sulla squadra di Italia dei Valori che ha dato un sacco di grani a lei, caro Se avete notato, in certi periodi storici ci sono dei personaggi che per concorso di circostanza, a volte neanche per meriti propri, a volte anche per meriti propri, per concorso di circostanze diventano dei punti di riferimento. C'è stato un periodo nel 92-94 che lo sono stato anch'io un punto di riferimento. Il 97% degli italiani mi avrebbero votato allora. Adesso lo 0,7, quindi c'è un po' di differenza sotto questo aspetto, per l'amore di Dio. Mi sto facendo autocritica, per l'amore di Dio. Va bene. Ma dove io ho sbagliato? Nel momento in cui, passando da magistrato è più facile fare il magistrato che il politico. Il magistrato, maresciallo, chiappa questo. Da politico devi mettere d'accordo tutti quanti. Allora, nel momento in cui sono entrato in politica, con tutto il rispetto per Beppe Grillo, prima di lui l'ho fatto io, il protestatario, e intorno a me, diciamo così, era come il miele, si sono avvicinate tante brave persone, tanti giovani, tante speranze, e tanti riciclati e tante persone che hanno cercato la poltrona. Ecco, io nella prima fase, dovendo e avendo deciso da solo, anche per colpa di quel porcellum, ma io ne potevo trovare un sistema per emendarmi da esso, ho sbagliato alcune scelte fondamentali che mi hanno reso poco credibile. Mi sembra... L'Italia dei Valori 2.0 che intendo portare avanti vuole vedere un Di Pietro militante, ma non un Di Pietro che comanda, perché altrimenti non va da nessuna parte. Hai capito, Matteo Renzi? Va bene tutto quello che stai facendo marketing, ma chi ci sta insieme a te? Faccelo sapere subito, se no fai l'errore mio. Sicuramente non si può fare tutto il buon fascio, perché una cosa è chi con il sistema contributivo ci mette i suoi soldi, che poi se lo dovrebbe ritrovare quando va in pensione, altra cosa è il sistema retributivo. Però io vorrei entrare proprio nel discorso che fa Cacciari su Renzi, perché una cosa è l'analisi, lui stesso ha detto una cosa importante, ha detto: di Renzi mi preoccupa molto il fatto che non abbia una squadra intorno a sé. E quindi, ecco, io vorrei far parte di quella realtà che comunque c'è nel Paese. Della squadra di Renzi vuol far parte? No, non della squadra di Renzi, vorrei far parte di quella realtà che contribuisce nel suo piccolo a dare una mano, non soltanto a criticare, perché altrimenti il fatto stesso che
mi sembra che l'abbia detto anch'io, abbia fatto autocritica su me stesso, quindi quando ho detto che l'uomo solo non va da nessuna parte, può vendere bene il proprio prodotto il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, se il pesce puzza non va bene, se il pesce puzza non va bene, però dobbiamo essere costruttivi. Ora, io che rappresento... Cacciari fa il filosofo, può anche permettersi proprio là volevo criticare. arrivare, la differenza fra me e lui è questa, che lui appunto... segnala l'anomalia. Io che rappresento un partito e che vuole ritornare in campo dopo che ha fatto degli errori, proprio quegli errori che lui denuncia, ho il dovere rispetto a lui, ho il dovere di fare qualcosa affinché si crei una squadra, non con me, ma con qualcuno che possa aiutarlo. Ti do la parola a tutti, prego, Di Pietro. Permettetemi, perché io ho tutto il rispetto, non conosco e quindi anch'io come Cacciari ho tutto il rispetto per questi giovani, però qualcosa ho da dire su chi mi pare che utilizzi la loro freschezza, la loro giovinezza per farci una verginità. E allora mi sto riferendo all'onorevole Santanchè, verginità politica, per l'amore di Dio. All'onorevole Santanchè, io la ricordo, l'onorevole Santanchè, non so se lo sai, quando anni fa venne da me e mi chiese di fare con me un movimento politico contro Berlusconi. Quindi questa idea della Santanchè che è nata e berlusconiana, Santanchè è un personaggio furba che sa sfruttare le occasioni e trovare il carro giusto. C'era un periodo in cui sembrava che Di Pietro, che chissà cosa potesse fare per andare oltre il fenomeno Berlusconi. In che anni succede questa cosa? Succede agli inizi del 2000, quando già ho cominciato a fare politica, quindi negli anni 2000, all'inizio del 2000. Quindi, prima che lei diventasse il capo della destra. Ma certo. Andava cercando una casa. Quindi questa idea di un parlamentare che è furbo e sa sfruttare l'occasione, che capisce oggi, che mettere in faccia... Io ho visto quei giovani che parlano, a me hanno fatto simpatia quei giovani. Mi auguro che siano tutti e che un domani siano tutte persone che ragionino con la loro testa e non siano invece persone che siano utilizzate, sfruttate e messe avanti per poter far vedere una realtà che non c'è, che rimane sempre in mano a qualche struttura, modello piduista che governa la situazione. Allora, voglio sentire Di Pietro che diceva io non credo sia finita. Io non credo che questo governo finisca con la decadenza di Berlusconi, purtroppo aggiungo purtroppo, non vorrei essere frainteso. Io credo che la decadenza di Berlusconi sia ineluttabile. Da me, che sono una forza politica extraparlamentare, voglio dire, magari non decadesse Berlusconi, la prossima volta vince Grillo e vinco io, perché è assurdo che rispetto a quel che è successo, un condannato con sentenza penale passata in giudicato per frode fiscale, gli si dà la grazia o gli si permette di restare in Parlamento in violazione di una legge reale. Quindi voglio dire, fino a questo punto non credo che il PD possa arrivare, specialmente con il voto palese. Detto questo, caduto Berlusconi, e quel che diceva prima Giacalone, ma che ripetuto Cacciari, c'è un partito del governo e ci sono i cosiddetti governativi a destra e a sinistra, in Parlamento e in governo, che alle elezioni non ci vogliono andare, per un motivo molto semplice, che già stanno al governo, se ci vanno perdono pure, ma mica sono scemi. Il problema è che chi ci rimette è l'Italia, perché in questo momento con questa legge Porcellum, di quelli che sta in Parlamento, soltanto il 5% verrebbe rieletto se ci fosse una legge elettorale come si deve. Ecco perché io credo che purtroppo rimarrà questo governo che c'è. Poi Cacciari aggiunge una cosa in più, dice dipende da quel che faranno. Io credo che non potranno fare niente perché la maggioranza reale in Parlamento, che deve farsi vedere all'opinione pubblica che non è d'accordo su quel che avviene, non gli fa fare niente e quindi si vivacchia e intanto nel frattempo, come avete visto, cominciano a rompere le vetrine. Oggi non è venuta la Serracchiani perché stanno facendo sciopero. Esatto, perché tutta questa succede? Perché il paese reale se ne fotte, non ne può più del Berlusconi della situazione, vuole che qualcuno risolva i suoi problemi. Questo governo, a mio avviso, non è in grado di risolvere perché è ostaggio di una maggioranza parlamentare che non fuori fa finta che fa opposizione e dentro non ha la forza per segnaliamo all'ex onorevole Di Pietro che è passato nel giro di 10 minuti dal volere collaborare con Renzi a essere sulla posizione di Grillo. Devo dire abbastanza velocemente. Guarda che pure Renzi aspetta, adesso anche Cacciari vuole intervenire. Sì, voglio dire solo questo, solo per rispondere. Ho detto, magari Renzi non è quello che... Una alla volta, scusate, finisca Di Pietro poi Cacciari. Io sto dicendo solo una cosa.
Renzi, io mi auguro che faccia quel che dica, perché Renzi il giorno dopo, finora, interviene sempre per dire i miei non dovevano fare così, i miei non dovevano fare così. Se lui con la Cancellieri, l'ultimo casus belli. Dia dei messaggi ben chiari che devono fare in Parlamento. Allora,